Sono Gian Paserino. Da oltre 30 anni ascoltate la mia voce alla radio, in TV, al cinema e sul web. Sono qui per raccontarvi la storia di una setta satanica che ha operato e che secondo qualcuno opera ancora nel nord Italia. È la storia della setta delle bestie di Novara. Ogni volta che si parla del male, si tira sempre in ballo anche il bene, perché è un po' come se uno fosse il contraltare dell'altro, un po' come se l'esistenza stessa del male servisse a testimoniare l'assoluta verità del bene della sua esistenza. E il fatto che prima o poi, alla fine, i buoni vincono sempre. Lo diceva anche Martin Luther King. Il male è come un seme che cresce nell'oscurità, ma la luce della verità può sempre sconfiggerlo. Quindi la domanda è semplice. Il male esiste davvero? O è solo una specie di deviazione dell'animo umano? E se il male esiste davvero, esiste anche un'energia che lo regola, qualcosa di maligno, di sovrannaturale, che governa il mondo della malignità, un po' come Dio, o come preferite chiamarlo, regola il mondo del bene e della giustizia. E ancora, se il male esiste davvero, qual è la sua causa? C'è una cura? È una vera entità sotto forma di demonio? O è solo una superstizione, un qualcosa che gli esseri umani hanno creato, magari semplicemente per giustificare l'ingiustificabile? E se questa entità esiste, chi è il diavolo? Satana esiste davvero? Secondo qualcuno sì, al punto che c'è gente che arriva ad adorarlo come se fosse un dio. La storia che vi raccontiamo oggi parla di scomparse enigmatiche, di morti misteriose, di messe nere e di riti satanici. Siamo a metà degli anni 90. Un ragazzo di 30 anni, Fabio Rapalli, scompare nel nulla. Fabio è molto semplice, è introverso e timido. Non sa nemmeno allacciarsi le scarpe da solo. Infatti indossa sempre mocassini o comunque scarpe simili. Lavora nell'impresa edile del padre. Ha un fratello gemello e vive ancora con la sua famiglia a Montù Beccaria, che è in provincia di Pavia. Fabio ama moltissimo girare in moto. Ha una Aprilia, una Pegaso. Qualche giorno prima di sparire, in una calda mattina di maggio, è il mese della Madonna, quando le persone vanno in chiesa a chiedere qualcosa alla Vergine, magari in cambio dei loro sacrifici. Sapete, no? Li chiamano fioretti. Beh, in quel mese Fabio aveva incrociato il parroco al mercato. Lo aveva avvicinato e gli aveva inspiegabilmente chiesto: «Don Luciano, ma esiste davvero il diavolo?» Il prete era rimasto scosso da quella domanda rivolta così all'improvviso, ma aveva prontamente risposto, da bravo prete: certo che esiste!» A quella risposta Fabio aveva reagito con un sussulto quasi spaventato, come se le parole del prete avessero dato conferma a qualche sua paura. Poi se n'era andato, parlando tra sé e sé. Passa qualche giorno, è giovedì 16 maggio del 96. Al cinema c'è L'esercito delle 12 scimmie, un film pazzesco con Bruce Willis e Brad Pitt. È un viaggio a ritmo accelerato in un universo da incubo. Se non l'avete mai guardato, fatelo. Beh, in quella che sembrava una mattinata come tante, Fabio si sveglia e decide di andare a fare una passeggiata in moto in un paesino lì vicino, Castel San Giovanni. È in provincia di Piacenza. Dista a circa 13 chilometri da casa sua. Ricordate questo paese, Castel San Giovanni, ci torneremo più avanti nel nostro racconto. Comunque nulla di strano, un giro in moto di un paio d'ore, poi sarebbe tornato. Ma quando arriva l'orario di pranzo, Fabio non rientra a casa. I genitori iniziano a preoccuparsi e non riescono a capire dove si trovi il figlio. Non esistevano ancora gli smartphone, le celle telefoniche, internet e via dicendo. Quando arriva sera, finalmente si sente la sua moto in lontananza. Fabio sembra stanchissimo, quasi stravolto. Solo dopo una lunga e forte insistenza rivela di avere percorso in moto in un solo giorno circa 450 chilometri. Confessa di non essere andato solo a Castel San Giovanni, ma di avere fatto un percorso molto più lungo. È arrivato a Genova, poi alla Spezia, da lì ha proseguito verso il passo della Cisa che porta fino a Parma, per poi arrivare a Piacenza e poi ritornare fino a casa, facendo in un solo giorno un viaggio che gli aveva addirittura lasciato i segni del casco sulla fronte. I genitori non pensano di indagare ulteriormente. Del resto, perché avrebbero dovuto farlo?
Fabio è un uomo di 30 anni, è in grado di gestire la sua vita, è sereno e non aveva mai fatto nulla di male. O almeno i genitori non avevano mai notato nulla di strano in quel ragazzo. Nessun interesse particolare o preoccupante. Tre giorni dopo, è il 19 maggio, Fabio si alza di buon'ora e decide di andare al mercato. È domenica, di solito si va in chiesa e si dedica la giornata a Dio. Ma quel giorno, dopo essere stato davvero al mercato, Fabio saluta un amico, verso le 8:30, e si avvia da solo, di nuovo verso Castel San Giovanni. Da quel momento di lui si perderà ogni traccia. I familiari disperati lo cercano ovunque, senza l'ausilio della tecnologia moderna. Le ricerche sono quindi molto più difficili e vanno avanti insieme alle forze dell'ordine per giorni, per settimane, per mesi. Di Fabio non c'è nemmeno l'ombra. Sembra essere scomparso totalmente nel nulla. Nell'estate del 1996 alla radio e nelle discoteche si ascolta Freed from Desire di Gala, una canzone che oggi è talmente famosa da essere diventata un coro da stadio. E quell'estate trascorre mentre Fabio Rapalli non si trova. Poi il 7 settembre a Montelongo, una piccola frazione di Massa Carrara in Toscana, due cacciatori si imbattono per caso in una scena davvero raccapricciante. Ai piedi di un albero c'è un corpo in avanzato stato di decomposizione. È senza la testa, che si trova qualche metro più in là, irriconoscibile. Sul ramo di un albero c'è un cappio. Tutto intorno al cadavere vengono ritrovate delle candele, bianche e praticamente nuove. Poi ci sono 2 accendini, un coltello e un portapatente vuoto. I carabinieri hanno un solo indizio, l'indirizzo inciso all'esterno del portapatente. È di un'autoscuola di Stradella, in provincia di Pavia, 200 chilometri a nord. Chiamano i loro colleghi di quel paesino lontano e scoprono che effettivamente hanno una denuncia di scomparsa in corso, quella di Fabio Rapalli. La descrizione del corpo, degli abiti indossati e di altri dettagli combaciano perfettamente. Insomma, sembrava proprio che quel cadavere fosse del povero Fabio. L'autopsia e il confronto dell'impronta dei denti confermano che il corpo appartiene a Fabio Rapalli. Ma proprio il referto aggiunge un altro elemento misterioso. Secondo il medico legale, il ragazzo sarebbe deceduto nel mese di luglio, quindi 2 mesi dopo la sua scomparsa. Dove era stato in tutte quelle settimane? Come era possibile che il suo cadavere indossasse gli stessi abiti del giorno della scomparsa? Un'altra anomalia che viene a galla con il ritrovamento del corpo è che non c'era traccia né della moto e nemmeno del casco, che Fabio aveva presumibilmente utilizzato per raggiungere quel bosco, a 2 ore e mezza da casa sua. I carabinieri, il padre di Fabio e gli operai della sua ditta perlustrano tutta la zona, ma della moto non c'è nemmeno l'ombra. Non trovano assolutamente nulla, fino al 2 novembre dello stesso anno, quando incredibilmente ricompaiono sia la motocicletta che il casco. Tra l'altro a pochissima distanza dal luogo dove era stato ritrovato il corpo del ragazzo. Un mistero nel mistero. Come mai sia la moto che il casco non avevano alcun segno lasciato dalle intemperie? Avrebbero dovuto mostrare segni di ruggine o quantomeno di sporcizia, essendo presumibilmente rimasti alle intemperie per diversi mesi, in un bosco, con la pioggia, con il freddo. Possibile che qualcuno li avesse nascosti da qualche altra parte per poi tirarli fuori al momento giusto per farli ritrovare? Ok, ma chi? C'è qualcosa che non torna, anche riguardo il cappio, legato a un ramo talmente alto che Fabio da solo non avrebbe mai potuto raggiungerlo. Qualcuno avrebbe dovuto almeno aiutarlo ad arrampicarsi. Il padre di Fabio parla apertamente di una messa in scena. Secondo lui qualcuno ha inscenato il suicidio del figlio, che, ricordiamolo, non sapeva farsi il laccio delle scarpe. Figuriamoci fare un nodo scorsoio con una grossa corda. Uno dei carabinieri che indaga, Claudio Ghini, gli crede e comincia a sospettare che tutti gli altri elementi possano condurre in una sola direzione, quella del satanismo. Gli accendini, la candela, il coltello sono tutti elementi che di solito vengono utilizzati proprio nei rituali delle sette sataniche. E quando viene perquisita la stanza di Fabio,
vengono ritrovate diverse candele, un disegno di croce rovesciata nascosto in un libro e un'enciclopedia con una pagina strappata che conteneva proprio un simbolo legato al satanismo, il pentacolo, la stella a 5 punte. Quello stesso simbolo, insieme al disegno di un forcone, viene ritrovato quasi un anno dopo, il 7 giugno del 1997, sulla tomba di Fabio, tracciati con una vernice rossa insieme alla scritta autoaccusatoria «Siamo noi». Una profanazione che suscita sdegno, indignazione e paura. Chi può avere inciso quella frase sulla tomba di quel povero ragazzo? Troppe strade conducono verso una sola direzione, la pista satanica. Ma la famiglia non ci crede. Fabio non è il tipo che fa queste cose, dicono i genitori. Lui credeva in Dio. Aspetta un attimo. Credere in Dio, quindi nel bene, dovrebbe significare più o meno credere anche nel suo opposto, il male. Insomma, come ci siamo detti all'inizio, l'esistenza di Dio è essa stessa dimostrazione che esistendo il bene deve necessariamente esistere anche il male. È un'energia naturale o sovrannaturale che la controlla. Sul caso di Fabio Rapalli cala colpevolmente il silenzio e solo dopo 2 anni viene aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio, subito chiusa però per mancanza di indizi. Quel fascicolo è stato poi riaperto nel 2008, ma la morte di Fabio è rimasta comunque un mistero. I sospetti di satanismo però aleggiano anche intorno a un'altra morte misteriosa, avvenuta 2 anni dopo quella di Fabio, nello stesso bosco dove era stato rinvenuto il cadavere del giovane motociclista piacentino. E incredibilmente, anche quest'altra vittima era della provincia di Piacenza, a oltre 2 ore e mezza di auto dal luogo della sua morte. È il 25 novembre del 98, esattamente un mese prima di Natale, quando viene scoperto dentro un'auto il cadavere di Roberto Bossi, 31enne autotrasportatore di Castel San Giovanni. Vi ricordate lo stesso paesino vicino Piacenza dove Fabio aveva detto che sarebbe andato quando era scomparso? Roberto Bossi era morto per avere ingerito volontariamente della soda caustica. Ma perché lo avrebbe fatto? Roberto non aveva nessun problema, era un gran lavoratore, aveva una sua stabilità, era molto legato alla famiglia, insomma, non aveva nessun motivo per suicidarsi. Qualcuno però comincia a parlare di comportamenti inconsueti nell'ultimo periodo. Pare che Roberto Bossi avesse iniziato ad agire in modo un po' strano. Pregava spesso, cosa mai fatta in precedenza, andava frequentemente in chiesa, quasi come se fosse consumato da un senso di rimorso e dovesse chiedere perdono per qualche cosa. Al suicidio non crede praticamente nessuno e in quel momento si comincia a ipotizzare qualcosa di diverso. Non semplice, si fa per dire, satanismo. Ci sarebbe di mezzo una vera e propria setta satanica, un'organizzazione più o meno strutturata di gente che adora il demonio, che fa messe nere, rituali notturni, sacrifici di animali o, secondo qualcuno, sacrifici umani, cuori oscuri, posseduti dal male più estremo, uomini e donne assetati di sangue. Roberto Bossi potrebbe aver saputo qualcosa sulla morte di Fabio o addirittura avere partecipato in qualche modo al suo omicidio rituale. E questo terribile segreto lo avrebbe portato ad uccidersi proprio nello stesso luogo di quel sacrificio, il bosco dove era morto il ragazzo. Solo un'ipotesi, sia chiaro, nemmeno una vera e propria pista, era praticamente solo una teoria, perché gli investigatori non avevano lo straccio di una prova. Ci vogliono altri 2 anni per fare qualche passo in avanti in questa bruttissima storia. Gli investigatori vanno in TV, a chi l'ha visto, e chiedono un aiuto ai telespettatori, anche in forma anonima, sul caso di Fabio e di Roberto. E l'aiuto anonimo arriva e consente di scoprire che i 2 ragazzi in realtà si conoscevano davvero bene, si frequentavano assiduamente e condividevano un interesse in particolare: Satana. Erano adoratori del demonio e facevano parte della stessa setta. Partecipavano alle messe nere, cerimonie rituali associate all'occultismo in cui si venera il maligno o il diavolo. È un atto blasfemo o sacrilego, condotto da individui o gruppi che adorano o seguono credenze o pratiche legate all'oscurità, all'occultismo e al satanismo. La setta di cui facevano parte Roberto e Fabio aveva come luogo di ritrovo
la Chiesa degli Appestati. È una chiesetta sconsacrata, si trova in provincia di Piacenza, tra Sant'Antonio e Borgo Trebbia, dove riposano i resti dei morti per la peste del 1600. È un luogo che mette i brividi, dove i carabinieri vanno e trovano statue con le teste mozzate, il tabernacolo spaccato in due, strani oggetti rituali e scritte blasfeme sui muri, una miriade di candele e ossa sparse ovunque, e sull'altare c'è una copia del romanzo di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, con alcune pagine strappate e altre bruciate. Una pagina in particolare attira l'attenzione perché era bruciata a metà, e sopra si leggeva: a Don Rodrigo veniva in mente di chiedere l'aiuto di un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arriva la vista degli altri, un uomo o un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese era spesso uno stimolo. Tanti, troppi indizi che convincono sempre più gli investigatori della loro teoria. Roberto e Fabio facevano parte di questa setta, avevano preso parte a qualche rito, magari di iniziazione, che poi li ha portati tragicamente alla morte. Forse Roberto aveva assistito o partecipato alla morte di Fabio, o forse no. Ma appariva chiaro che i due episodi erano collegati. Una nuova spinta alle indagini, dunque, che fa scattare decine di interrogatori tra Pavia e Piacenza. Due fratelli in particolare vengono messi nel mirino, un uomo di 62 anni e suo fratello cinquantenne, persone molto colte, i classici insospettabili, che nascondono a casa loro candele, libri satanici e di magia nera. Viene anche ritrovato un flacone di soda caustica, la stessa utilizzata da Roberto per suicidarsi, di una marca che però non è più in commercio da anni. Ancora una volta tanti indizi, troppi indizi, che però non diventano mai una prova, e tutto resta relegato nel campo delle teorie. A quella ipotesi, quella della setta satanica, però ci crede fermamente uno degli investigatori, il carabiniere Claudio Ghini, che poi diventerà un investigatore privato. Crede che esista un gruppo di persone insospettabili, di cui apparentemente ci si può fidare, persone di grande prestigio, che nascondono segreti che non dovrebbero mai essere scoperti. Crede all'esistenza di una setta satanica in particolare, attiva proprio tra il 1990 e il 2020, chiamata la Setta delle Bestie di Novara. Per avere la verità sulle bestie di Novara bisognerà aspettare anni. Anni di silenzi, di indagini e di ricerche, fino a quando alcune delle vittime decisero di iniziare a parlare. Si sarebbe trattato di un gruppo di trentenni, benestanti e con una posizione sociale molto elevata. Gente esaltata, spesso in preda alle droghe, aggressivi e violenti. A capo della setta ci sarebbe stato un uomo più adulto chiamato il Dottore, di cui non si poteva mai pronunciare nemmeno il nome. Pare che lui avesse il potere di decidere tutto ciò che riguardava la vita dei seguaci. Chi potevano frequentare, dove potevano andare, cosa potevano fare e cosa no. Una delle vittime, una donna di 35 anni, ha rivelato di essere stata costretta a entrare nella setta da sua zia, confermando ciò che spesso accade in questi oscuri ambienti. Le vittime venivano adescate attraverso il vincolo di fiducia dei familiari, che già facevano parte dell'organizzazione. Venivano costrette a partecipare ad iniziazioni e pratiche magiche, che erano delle vere e proprie torture, come rapporti sessuali contro la loro volontà, congiunzioni fisiche con animali, bruciature, tatuaggi praticati nelle parti intime. Ma le rivelazioni di questa donna portano a galla l'esistenza di un livello, come spesso accade, più elevato. Al di sopra dei trentenni esaltati c'erano i veri creatori della setta, gente di prestigio, medici, scrittori, psicologi, persone di grande rilievo che dovrebbero mettere le loro capacità al servizio della società ma che in realtà nascondono un cuore oscuro. Il nome della setta, le bestie, è legato al nome che si erano autoimposti perché tra di loro, per non riconoscersi, si chiamavano Capretta, Volpetta, Lumachina. Agivano in quasi tutto il nord Italia e potrebbero essere collegati a un altro tragico caso, quello dell'assassinio di Mariangela Pezzotta, che però tratteremo in un altro episodio. Le bestie di Novara, di cui parliamo oggi, grazie ad una fitta rete di attività commerciali, come un centro psicologico, 2 scuole di danza, diverse erboristerie, una bottega di artigianato e persino una casa editrice, riuscivano ad adescare le ignare vittime, generalmente ragazze giovani, anche adolescenti, o addirittura bambine. Una di queste avrebbe avuto solo 8 anni.
Le introducevano alla filosofia della setta e a quella delle presunte pratiche magiche, che erano di fatto pratiche sessuali, spesso eccessive e crudeli, delle vere e proprie torture. Un calvario che, secondo le parole del dottore, servivano ad annullare l'io pensante, accendere il fuoco interiore ed entrare in un mondo magico, fantastico e segretissimo. La setta finiva così per appropriarsi di ogni aspetto della vita delle giovani, che si ritrovavano isolate dal mondo esterno, senza nessun punto di riferimento. Erano totalmente dipendenti dalla setta, che diventava a quel punto l'unico sostegno sia economico che morale. Nei loro rituali le ragazze erano costrette a denudarsi, effettuare un addestramento di salti, flessioni, a camminare a quattro zampe. Dovevano mangiare da una ciotola messa a terra. Quindi venivano fatte sedere su una poltroncina rossa, legate, bendate, fustigate e violentate. Dopo anni di indagini e di rivelazioni, nel febbraio del 2023 viene individuato come responsabile di questa setta Gianni Maria Guidi, 79 anni, un farmacista che aveva un negozio a Milano, poi morto nel marzo del 2023. Lui, che si faceva chiamare il dottore, avrebbe creato l'associazione segreta proprio con lo scopo di abbindolare e poi violentare le sue vittime, in un casolare di una zona isolata di Novara. Le foto e i video girati durante i rituali venivano poi utilizzati per ricattare le giovani. Se avessero parlato, quelle immagini sarebbero state spedite ai loro familiari. Il pontefice, che era un altro nomignolo del dottore, veniva affiancato da diverse donne, le quali riuscivano ad adescare ragazze sempre più giovani, spesso minorenni, per poi portarle fino ad uno stato di isolamento e sottomissione totale. Le vittime, alcune davvero molto giovani, hanno riferito di essere state gradualmente allontanate dalla famiglia ed anche obbligate a versare dei soldi. Ragazzine plagiate, trasformate in schiave, un vero e proprio lavaggio del cervello, facendo leva sullo stato di fragilità emotiva delle povere vittime. Cuori oscuri, che hanno dimostrato chiaramente l'esistenza della malvagità in alcuni esseri umani. Persone insospettabili, i nostri vicini di casa o i professionisti cui ci rivolgiamo per risolvere un nostro problema, che nascondono in realtà nel loro animo segreti terribili fatti di violenza e terrore. Il processo è in corso di svolgimento, a porte chiuse, a carico di 24 imputati. Il dottore Guidi è deceduto, mentre la sua principale collaboratrice è stata ritenuta incapace di affrontare il dibattimento. Sul banco dei testimoni è salita proprio la donna che aveva dato il via alle indagini con le sue dichiarazioni, svelando quanto subito da quando aveva solo 7 anni. Una super testimone che ha parlato per ore di anni terribili, di stupri, pestaggi e violenze, che ha raccontato come abbia visto il male in faccia, abbia dovuto conviverci, abituarsi purtroppo a quella presenza maligna. La dimostrazione quindi che, come esiste il bene, esiste anche il male qui sulla terra. Perché è chiaro che il male viveva nel cuore e nell'animo di questa gente. Persone per le quali l'unico riferimento è il diavolo, un essere sovrannaturale da adorare e da venerare, a cui dedicare sacrifici anche umani e riti magici. In nome di Satana, questa gente ha fatto delle cose orribili, causando addirittura la morte di tante persone. Lucifero, in latino, significa portatore di luce, ma siamo sicuri che in un cuore oscuro la luce non potrà mai esserci.